Bentornati e buongiorno Verona Live, sono le 13:19 e siamo di nuovo in diretta sul canale 640 del Digitale e sulla nostra pagina Facebook per la nostra terza e ultima ospite di oggi, la gallerista e scultrice Licia Massella. Benvenuta. Grazie a voi. Allora Licia, innanzitutto prima di passare subito a vedere i lavori che hai fatto quest'estate, che sono tantissimi e altrettanti sono quelli che andrai a curare poi nei prossimi mesi, io ti andrei a fare una domanda personale. Com'è che ti sei avvicinata al mondo dell'arte, questa passione così grande? In realtà sono sempre stata così. Da bambina pasticciavo con qualsiasi materiale, dalla terra alla farina, e poi continuavo a dipingere, l'amore per il colore assoluto. Mi sono talmente identificata nella scalata che ogni artista fa, che adesso aiuto gli altri artisti. Ecco, mi sembra giusto. E anche la galleria, insomma, come sei arrivata poi a aprire questa galleria? Allora, cercavo uno studio mio con vetrina sul mondo, e il destino vuole che io abbia trovato una vetrina nel centro storico dietro l'Arena, in via Dietro Filippini 13. Perché ho aperto la galleria per gli altri e non di scultura mia, perché in quel momento avevo appena concluso un biennio di specializzazione sulle arti irregolari, ha inaugurato Art Verona, e nello stesso giorno ha inaugurato anche Galleria Massella con una sezione dedicata a Carlo Zinelli, cioè l'outsider art. Però. E da lì ha preso il volo. Poi io non presento solo outsider art e art brut, ma artisti contemporanei. Ah, ecco, perfetto. E allora adesso partirei subito a parlare dei tuoi lavori di quest'estate, perché veramente ce ne sono alcuni stupendi, veramente meravigliosi. Mi hai fatto vedere le foto poco fa. Quindi spiegaci un attimo cosa sei andata a fare. Sì, è stato veramente un anno meraviglioso, appena dopo la pandemia. Tra l'altro avevamo avuto il 12 dicembre del 2020 l'onore di avere Noemi Guerrero. Abbiamo fatto un convegno su se l'arte è un bene essenziale, un bene primario, da cui uscirà un saggio, un libro. Arriviamo a giugno. Nel frattempo stavamo lavorando ad un grandissimo progetto, appunto, che si è coronato con un simposio di 5 giorni, dal 30 giugno al 4 luglio del 2021, con 11 scultori che hanno trasformato 11 tronchi enormi di alberi divelti dalla tempesta del 23 agosto del 2020. E guarda che li stiamo vedendo proprio adesso sullo schermo, sono veramente un bellissimi. Progetto per cui ringrazio il Comune di Verona, l'assessore Tofali, l'assessore Zavarise, al Bastione San Zeno all'interno del Mura Festival. Una cosa meravigliosa. Sono ancora visibili perché probabilmente si corona poi tutto il progetto. Ogni scultura verrà donata alle piazze delle 8 circoscrizioni. Bellissimo, veramente un progetto stupendo, davvero. Poi ovviamente un altro premio per me è un riconoscimento al mio lavoro. Sono stata contattata dal comune di Castelnuovo per il Festival dell'Uva. Abbiamo realizzato una zona esclusiva nella sala civica. Ho presentato 4 artisti: Marina Mabe Bertagnin, Michela Bogoni, Federico Pillan e Amaranta De Francisci, con una mostra dal titolo La forza della bellezza. Tutti artisti, questi 4 artisti, che vivono di arte, mantengono la famiglia e investono grazie all'arte. Dei bei modelli, veramente, sì, bei modelli, assolutamente. Sì. Ecco, però adesso c'è tantissima carne al fuoco. Adesso tu hai lavorato, ci hai fatto vedere questi lavori estivi, però adesso che siamo in fase autunnale, ci avviciniamo insomma anche verso l'inverno, sei piena di lavori. Certo, lavori che continuano già da quest'estate, perché ho presentato in galleria Cesare Papiccio con la mostra Luci, che adesso proponiamo alla Osteria Dogana Vecia, perché Galleria Massella nasce anche con l'intento di portare l'arte fra la gente attraverso i locali pubblici. E quindi abbiamo presentato Barbara Brunelli, una storica artista di Galleria Massella, per la quale ho già realizzato 2 cataloghi, e l'abbiamo presentata ed è ancora esposta alla Osteria ai Piloti. Poi abbiamo appena concluso la prima antologica di Julian Nekaev alla Società Cooperativa Alcalmiere, ma non vi siete persi ancora questo grandissimo artista, perché lo riproporrò a novembre in Galleria Massella, il 20 novembre, grande evento, grande inaugurazione con aperitivo, solito di Galleria Massella, di Julian Nekaev. Ma proprio di questi giorni vi devo invitare a questi eventi. Ovviamente domani sera
giovedì 7 ottobre, Cesare Papiccio all'Osteria Dogana Vecia. Sabato una new entry di Galleria Massella, Massimo Tenuti, destinazione Parigi. Lo presentiamo ad Arte Mani, via Oberdan 14, alle ore 18. Venite a sentire come suona e vedere come dipinge. Tra l'altro famosissime diventeranno le sue giacche quadro e le sue tele, perché siamo stati invitati dal presidente e vicepresidente della provincia ad esporre le sue enormi tele, fra cui una di 2 metri per 10, alla loggia Fra Giocondo il 30, inaugurazione il 9 della mattina, per tutto il giorno venite a trovarci in Piazza Dante. Per arrivare al clou. Il clou che cosa significa? La mostra di Gianni Franceschini. Perché è così importante per me? 1, perché Gianni Franceschini è uno storico. 2, perché rappresenta la mia passione per il teatro. Infatti mi sono occupata a fianco della galleria del Teatro Satiro, oggi sede di impresa sociale Casa Shakespeare diretta da Solimano Pontarollo. Vicino al teatro. Lui mi ha aiutato a inaugurare, a creare l'evento di riapertura del Teatro Satiro e ha realizzato 3 mostre personali. Perché è così importante la mostra del 16 ottobre alle ore 18? 1, perché è l'anniversario della nascita di Galleria Massella, che è nata il 15 ottobre di 16 anni fa, insieme ad Arte Verona. 2, perché il titolo Respiro della mostra di Gianni Franceschini. Respiro, lui è stato ricoverato per Covid all'ospedale di Borgo Roma e ce l'ha fatta a guarire e soprattutto a recuperare l'entusiasmo per la vita, questo grandissimo artista veronese, famoso in tutto il mondo per le sue opere teatrali e la sua pittura, grazie all'arte. Lui ha realizzato delle tele meravigliose in cui rappresenta se stesso, che raggiunge la sua amatissima Lessinia in alto, ci porta il carro con gli attori, il carro con i ricordi, il carro con la casa, il carro con l'albero suo, la sua icona pieno di uccellini. E quindi poi c'è una tela che doneremo per volere dell'artista all'ospedale di Borgo Roma, dove sono quasi invisibili i referti della sua malattia. C'è una parete dedicata all'arte e quindi io concludo dicendo: vi aspettiamo tutti per la grande mostra di l'inaugurazione del 16 ottobre alle ore 18. Galleria Massella. Lì c'è veramente tantissima carne al fuoco. Bellissimo. Aggiungo, in corsa al Teatro Satiro abbiamo appena avviato il corso di teatro per ragazzi sensibili. La mia vicinanza alla disabilità, alla sensibilità, alla delicatezza è ormai nota, e quindi ho dedicato il lunedì pomeriggio dalle 5 alle 7, sono aperte ancora le iscrizioni, sono tutti giovani e realizzeremo una sceneggiatura scritta da Massimo Tenuti. Con questo mi aiuta ad agganciarmi al fatto che in questi giorni c'è la grande sfida, la Street Gallery. Galleria Massella partecipa con 4 artisti, e quindi ci ritroveremo in piazza, in cortile Mercato Vecchio, venerdì per una conferenza stampa e la presentazione di tutto il percorso di arte in vetrina nel centro storico, grazie al Centro Sportivo Italiano. Meraviglioso, veramente sarà un autunno e un inverno speciale per Galleria Massella e per gli artisti esattamente, che possono esporre, e dopo 1 anno e mezzo passato un po' insomma, come sappiamo, è bello poter tornare nel lavorare dentro. Esatto, adesso finalmente si può esporre e tutti possono vedere il lavoro che c'è stato dietro. Quindi veramente complimenti, Licia, per quello che stai facendo, per le opportunità per questi artisti che stai dando a questi artisti. Quindi io ti ringrazio di essere stata mia ospite oggi e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, grazie, crepi il lupo. Benissimo. E allora anche noi vi salutiamo, 13:28, vi salutiamo e vi diamo appuntamento allora domani con tanti nuovi ospiti e tanti nuovi argomenti di cui parlare. Grazie per averci seguito e a domani.